Siamo con Ivan Antonio Ceola, presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Venezia. Fermi sostenitori di questa iniziativa, l'ha detto anche in conferenza stampa, c'è la possibilità di dare ai cittadini di Venezia una grande opportunità di riqualificare un patrimonio edilizio veramente vecchio. È veramente sperabile perché ci troviamo in una situazione edilizia precaria, specialmente a Marghera e in certe zone della periferia. Credo che questo sia un input che dobbiamo dare a proprietari, amministratori, imprese, banche, amministrazioni pubbliche, che bisogna partire. E come si parte? Unendoci, facendo sinergia. Questo è il primo esempio di sinergia tra ordini e collegi professionali, imprese, Confartigianato e l'amministratore di condominio. Io auspico che si allarghi anche ad ANCE e alle associazioni di piccoli proprietari ed altri, perché è necessario, per non dire indispensabile, intervenire. Lei ha detto anche che questo può essere un primo gradino per giungere a degli obiettivi più alti, a delle documentazioni che riguardano tutto il condominio. Esatto. È necessario fare una fotografia di tutti gli edifici esistenti. La fotografia cosa significa? Significa sapere come è stata fatta, quali sono le sue problematiche, quali sono stati i passaggi di proprietà, in che tempo è stata fatta. Perché? Perché con questa fotografia si può anche più facilmente intervenire nel riuso, nella gestione del calore, nella sistemazione delle problematiche sismiche e quindi favorire gli interventi anche dello Stato per incentivare questi interventi.